Siamo con Daniele Donà, sindaco di Battaglia Terme. Ecco, sindaco, le idrovore hanno ripreso alcune idrovore a funzionare, ma i cittadini rimangono infuriati. Lei fa un appello alla Regione Veneto. Io faccio un appello agli enti che devono intervenire su questo territorio martoriato dall'acqua. Ogni anno periodicamente succede qualcosa. Questo è stato l'anno forse peggiore, spero sia l'anno zero, perché da questo esempio di quartiere che è andato completamente a fondo dobbiamo ripartire, perché l'acqua ci dà quello che ci meritiamo, cioè se noi non la rispettiamo vediamo i risultati della natura, cioè, quindi nessuno la ferma, nessuno è in grado di fermarla. È un paio di giorni che chiedevo la chiusura dell'Arco di Mezzo, purtroppo per altri motivi legati al territorio e altre zone che sono state interessate dallo stesso problema non è stato possibile. Noi abbiamo avuto un deflusso di acqua dal canale di sopra a quello di sotto in maniera importante. La notte è stata tremenda per i residenti, molti di loro hanno perso le loro abitazioni, non dico perso, ma ci sono stati i muri bagnati perché tutto quello che c'è dentro è andato buttato via. Quindi pensate a anni di sacrifici di persone che magari vedono il canale come una risorsa e poi se la ritrovano contro. E quindi alla Regione e agli enti preposti chiedo veramente un tavolo di confronto per dire che cosa bisogna fare e quali sono i mezzi economici che devono essere messi obbligatoriamente dentro a queste nostre presenze. Queste presenze ci bastonano proprio perché non sono regolamentate, non sono organizzate come si deve. I canali devono essere puliti, gli argini devono essere tutelati, le uscite dei vari quartieri devono essere, anche a volte i comuni devono spendere di proprio per intervenire maggiormente su questo problema, perché tutti insieme, dalla Regione al Comune, dobbiamo essere tutti partecipi alla ricostruzione di un territorio che non solo a Battaglia Terme ma in tutta la provincia è stato martoriato. Ne vedremo le conseguenze nei prossimi giorni e chiedo che fra una settimana non venga dimenticato questo problema, perché poi l'acqua che viene dal cielo ormai è talmente tanta che non si è più in grado di reggimentarla. Quindi è opportuno che tutti gli enti si mettano al tavolo e che cominciano a mettere delle risorse tutti insieme per fare dei progetti per il recupero di questo territorio che veramente ne ha bisogno. Ricordiamo che era dal 66 che non si assisteva ad una alluvione del genere.